Amici di Fanner, appassionati di calcio a 11, benvenuti al circolo sportivo Melli. Oggi vi raccontiamo una partita che vale tanto per le zone alte della classifica. Si scontrano la W3 Roma Team contro il Lavinio Campoverde. Padroni di casa che attaccheranno da destra verso sinistra, completo tutto bianco. Numero 1 Pro, 2 Pisa, 3 Miranti, 4 Ciorciolini, 5 Cervelli, 6 Scafetti, 7 Panzeri, 8 Di Rosa, 9 Baldassarre, 10 Alessandrini, 11 Baldassarre, Fabiano, mentre il numero 9 è Fabrizio, 12 Zambuzzi, 13 Bernardi, 14 Moroni, 15 Trobbiani, 16 Viti, 17 Di Lernia, 18 Manelli. Ospiti invece in completo giallo-nero che attaccano da sinistra verso destra. La novità delle ultime partite è Mirante e terzino sinistro. Comincia ora il match. Girano palla agli ospiti. Lancio lungo del centrale difensivo in avanti per il numero 9 Chiriaco, anticipato bene da Scafetti. Panzeri in avanti per Alessandrini, la spizza col sinistro sempre per Panzeri. Palla che rimane lì, alla fine termina fuori ed è fallo laterale a favore dei bianchi per Baldassarre. Gliela sradicano gli avversari. Primo fallo del match a favore del Lavinio Campoverde. Giro palla ora al numero 6 Fratticci. Lancio in avanti per l'esterno sinistro che cerca il numero 9. La punta si gira ma tocca il pallone con un braccio e quindi l'arbitro fischia. In avanti Alessandrini cerca di metterla giù dopo un controllo complicato. Panzeri non riesce ad arrivare sulla palla di il numero 2 Pisa. In avanti la spizza al numero 11 Rubino. Ora Chiriaco cerca di lottare in mezzo al campo, pressa Baldassarre, toglie la palla all'avversario. Ora l'altro Baldassarre, numero 11, si invola sulla sinistra, sterza, adesso entra dentro il campo. In mezzo al campo c'è Ciorciolini, alza la testa, si ferma, continua ancora dal terzino sinistro Mirante. Lancio, cambio di campo alle parti di Panzeri. C'è Pisa, il terzino, l'arbitro dà il vantaggio. È un calcio di punizione ora fischiato dal direttore di gara. In precedenza Panzeri era caduto a terra per un colpo rimediato sul viso. Calcio di punizione quindi pericoloso, batterà Mirante a un sinistro molto pericoloso. Parte Mirante col mancino dentro l'area, cross basso, allontana ora Rubino. In avanti c'è però Di Rosa che fa guardia in mezzo al campo, scambia ora proprio sempre con Mirante. In avanti Baldassarre alza la testa, allarga il gioco alle parti dell'altro Baldassarre, il numero 11, si accentra, messo giù da Maglialetti con un fallo
L'arbitro lo richiama verbalmente, alla prossima sarà giallo. Mezzo uno schema che non riesce, scambio di Rosa, Baldassarre, Mirante, troppo lungo però il passaggio di Baldassarre. Ha cominciato però con un atteggiamento giusto, la W3 Roma Team, propositiva, concentrata, cattiva sui contrasti. Ricomincia l'azione adesso Pasquino. Col mancino, lancio lungo, potente, con la schiena, ancora Mirante in avanti. Proprio per Baldassarre. Bene Luca! Luca va bene! Dai! Non guarda troppo, Con più intelligenza! Metti giù, diagonale qua davanti a me, Matteo! Fallo! Ci dobbiamo guardare, Fabio, Fabrizio! Lunghi! Vai lungo! Mirante in avanti per Alessandrini, non ci arriva, commette anche fallo. Da noi! Lancio lungo del centrale adesso, dalle parti di Piracopra, c'è Scafetti, di testa la manda in avanti per Baldassarre, anticipato, c'è un fallo ora di Rosa, in mezzo al campo, ai danni del numero 8, Giro Metta. Batterà adesso Fratticci, Maialetti adesso a destra, dentro l'area, Scafetti allontana, sempre di testa. Grammatico allarga a sinistra per il terzino, Gallotti sbaglia lo scambio, adesso riparte Pisa in contropiede, messo giù dal numero 11. L'arbitro ha dato vantaggio in un fallo perché la rimessa è per i bianchi. In avanti, tanti colpi di testa, ora Baldassarre preferisce alleggerire dietro, Scafetti in avanti per Baldassarre, spazza via Maialetti, la mette giù il numero 7, commette anche un fallo, Fedeli ai danni di Rosa. Sempre Mirante, l'incaricato delle punizioni, batte velocemente questa volta, bello il tagliato in mezzo all'area, allontana il centrale. Giorciolini alleggerisce ora per Baldassarre che a sua volta allarga a sinistra, lancio lungo della retroguardia. Ora Scafetti alza la testa in avanti, Scafetti rischia di perderla perché lo pressa Chiriaco. Ora Cervelli, il capitano, rischia qualcosa Cervelli, conquista anche un fallo di esperienza molto generoso ma l'arbitro glielo concede. Ora Ciorciolini, spazio, Ciorciolini indietreggia quindi per Scafetti, Mirante, stoppa, alza la testa in mezzo al campo, Ciorciolini si gira, scambiano bene ora con Baldassarre, Pisa sulla palla col trasso duro, c'è Panzeri adesso a destra, non ci arriva. Devono stare attenti gli avversari al numero 7 Panzeri, che in ogni partita è sempre stato una minaccia per tutte le difese avversarie, abile nel puntare l'uomo, andare sul fondo, metterla in mezzo, assist e anche bei gol. Vedremo quest'oggi. Gallotti in avanti, la spizza all'esterno sinistro,
tra Baldassarre, Sterza adesso in mezzo al campo, alleggerisce per il terzino Mirante, in avanti, Baldassarre, anticipato, Mirante, dietro, per Cervelli, il capitano a spazio, avanza, palla al piede, sbagliato il passaggio in avanti, ora il numero 4 allarga a sinistra, c'è il numero 11 Rubino, però Pisa che la manda in avanti per Ciorciolini, messo giù, quindi calcio di punizione. Baldassarre scambia con Pisa, anzi è Ciorciolini, può girare il pallone, Baldassarre allarga all'altro campo, c'è Mirante, Mirante in avanti con le mani, la spizza Alessandrini, la palla arriva dalle parti di Ciorciolini, però l'arbitro ha fischiato un fallo ai danni del numero 3 Gallotti, e comincia Pasquino con calma, andrà al rilancio lungo, per Chiriaco, era Mirante sulla palla, terza Mirante, Scafetti in avanti, potente col petto il numero 10, adesso il numero 7 Fedeli in avanti, esce Pro, passò la sfera con le mani subito per Ciorciolini, anche lui sterza in mezzo al campo, c'è Di Rosa pressato, ora Scafetti per Mirante, in avanti per Baldassarre, buono il passaggio di Di Rosa, Baldassarre subito dall'altro campo, si avventa Panzeri sulla palla, per un pelo la stava togliendo la merenda a Gallotti, ora Cervelli la stoppa, lancio lungo di Cervelli per Alessandrini, anticipa il difensore Alessandrini, poi Panzeri in qualche modo la mette giù ma la palla è uscita fuori. Piano piano i ritmi si stanno alzando dopo qualche minuto in cui le squadre si sono studiate in mezzo al campo, adesso si prova a verticalizzare. Lancio lungo per Fedeli, troppo lungo, però la mette giù con le mani, ricomincia Cervelli l'azione, Scafetti e Mirante al rilancio lungo, potente in avanti, troppo lunga, esce quindi Pasquino, Pasquino potente in avanti, rilancio lunghissimo, prova ad andarci Pisa, non ci arriva, allora Cervelli di testa la spizza, pressa il numero 11 Rubino, ancora Pisa, Panzeri in avanti, Alessandrini la mette giù bene col sinistro, alza la testa, adesso allarga il filtrante per Baldassarre, ottima palla ma Maialetti ripiega su di lui, lo aggira bene, la manda in avanti ora per Fedeli, pressato da Mirante, Fedeli che la toglie il numero 3 Mirante, ancora Mirante Caparbio, conquista anche un fallo, bravo il numero 3, sta giocando in un ruolo non propriamente suo, ma le qualità tecniche e la personalità gli consentono comunque di disputare una ottima gara. Subito Ciorciolini, girano al lato opposto, ora c'è Cervelli,
Baldassarre non ci arriva quindi il lancio lungo in avanti, la spazzano ora i gialloneri. Scafetti la mette giù con calma, lancio lato opposto per Baldassarre, la mette giù, alleggerisce dietro Di Rosa, tempo e spazio, la mette giù, arriva un pressing ora di Chiriaco, Mirante in avanti, pressato un po' più negativo, vede, sta a giocare, lascialo stare. al rilancio lungo, lato opposto del campo, dalle parti di Rubino. La palla però è sempre dei bianchi, ora Ciorciolini cerca di tenerla in campo, sterza, viene messo giù, non c'è fallo, ricominciano i gialloneri, quindi sopra un uomo con un rimpallo, c'è il fallo di Baldassarre ai danni del numero 4 Santin. Ancora lancio lungo dalle parti di Rubino. C'è un fallo in mezzo al campo che l'arbitro ora fischia ai danni di Ciorciolini. Giro palla, Cervelli, Scafetti. Spazio Scafetti. Mirante la perde questa volta, usa un po' troppo. Fedeli in mezzo al campo, Fedeli, ora c'è il giro metta per Grammatico, cambia gioco il terzino Gallotti, è salito, cross di Gallotti, Panzeri intercetta e quindi il primo calcio d'angolo del match per i gialloneri. Invece una rimessa laterale, la palla sembra essere finita in calcio d'angolo. In mezzo all'area, rimessa lunga. In avanti, spazza. Si avventa sulla palla Alessandrini che vola verso la porta avversaria. Alessandrini prova subito il tiro, ma la distanza era siderale, però buona l'azione di Alessandrini che ha superato l'uomo e ha calciato subito vedendo Pasquino fuori dai pali. Lancio lungo di Pasquino, salta Ciorciolini, Panzeri all'indietro, Panzeri la perde, ricomincia ora Chiaraco, calcio di punizione a favore dei gialloneri, batterà Santin. Santin in mezzo all'area, pericoloso, Pro con un intervento la allontana in corner. Calcio d'angolo in mezzo all'area, esce Pro, qualche problema ma c'è un fallo
per carica sul portiere. In questi casi la difesa è sempre favorita. Palle rinvia, Nico! Buona Lollo! Bravo Lollo, bravo Lollo! Al rilancio Pro per Alessandrini che reclama un fallo ma non gli viene concesso. Allora Gallotti, perde Gallotti, si fionda su di lui Panzeri ha spazio per metterla dentro l'area, conquista un calcio d'angolo. Bravo il numero 7 Panzeri, prima a toglierla a Gallotti e poi a involarsi sulla fascia destra, conquista un corner. Siamo quasi al 20° minuto, risultato ancora di 0-0. Batte dentro l'area, corto, allontanano via Girometta. Mirante, si allarga Mirante, messo giù, non un fallo da Chiriaco. Mirante col mancino, forte Mirante, vicinissima all'incrocio dei pali. Che piede che ha Mirante. Pasquino, lancio lungo, stacca Ciorciolini, la spizza dietro, Cervelli la mette giù in qualche modo, scarica dietro per Scafetti, anche lui con calma la gira dietro per Pro. Lancio lungo di Pro per Baldassarre. Dai un'altra maglia, bravo! No! Oh, Nico! Stoppa male il numero 7 Fedeli. Dammela, sbaglio io sti cazzi, però dammela. Che non rischiamo qua, bro. Dammela. Vizio Fabio! Siamo così. Maglia c'è le spalle, Cervelli in anticipo, Ciorciolini in mezzo al campo, due numeri 4. Commette fallo quindi Ciorciolini ai danni di Santino. Grammatico pressato, il capitano del centrale, ancora per Grammatico, col sinistro di prima per Gallotti. Si gira Fedeli, anzi è Rubino, commette anche fallo. Va Pro al rilancio, in avanti. Alessandrini cerca di spizzarla, commette anche fallo. Non sono queste le sue palle. I difensori più alti hanno quasi sempre una meglio su di lui. Più un giocatore che ama giocare palla a terra. In avanti, la difesa avversaria spazia di testa, ora Grammatico. Sempre di testa, alleggerisce a sinistra ma sbaglia. Tocco per Galletti.
in avanti per Panzeri, anticipo di Gallotti, la mette giù Chiriaco e il numero 9 fa a sportellate. Spazza via ora Cervelli in avanti per Baldassarre, a sportellate, non c'è fallo per l'arbitro, la perde Alessandrini, Grammatico, Caparbio in avanti ora per Rubino, scambia corto per Santin, la spunta Santin che fa anche un tunnel ora all'avversario, allarga per Girometta, anticipo di Panzeri, passaggio sbagliato di Girometta che commette anche fallo. Subito Baldassarre per Pisa, centrale il cross teso, Cervelli in anticipo su Chiriaco, no, intervento completamente in ritardo, si fanno anche male i due, nessuno la prende. In avanti Panzeri scavalcato ora Gallotti dentro l'area di prima, Pro la blocca facilmente, Mirante sterza col tacco, girano palla, adesso c'è Cervelli, tempo e spazio Cervelli di alzare la testa, lancio lungo per Alessandrini, non ci arriva Alessandrini, Corciolini con l'esterno, gira la palla per Mirante, a spazio Mirante, tira anche stavolta, cambio di gioco di Mirante per Alessandrini, scambia con Baldassarre, ancora Alessandrini col destro, buono 1-2, Pisa poi potente col destro, Pasquino la blocca in due tempi, lancio di Pasquino per Girometta, la mette giù, in avanti Santin, Chiriaco si gira, fermato da Ciorciolini, si gira Ciorciolini bene in mezzo, commette fallo il numero 9. Cerca il Panzer! Panzeri a destra, cerca di togliere la palla ai gialloneri, la rimessa però è del Lavinio Campoverde, va al rilancio Pasquino, la spizza, Cervelli la toglie a Chiriaco, Alessandrini anticipato con un fallo da Gallotti, Scafetti per Mirante, cambio di gioco di Mirante sbagliato, anche scivolato in mezzo al campo, anticipo di Cervelli, Rubino torna sulla sfera, non c'è fallo per l'arbitro, sembrava invece evidente, lascia correre Ciorciolini, la perde, quantomeno però la palla è sua, rimessa per i bianchi, Pro, lancio lungo di Pro per Alessandrini, non riesce a prendere Alessandrini, c'è un fallo del difensore centrale per l'arbitro.
sulla palla sempre Mirante con il suo mancino pericolosissimo. Dentro l'area al sinistro di Mirante, allontana Santin, ci si fionda a Baldassarre, vince il rimpallo con Maglialetti, ancora Baldassarre, pressato da Maglialetti, si gira Baldassarre, supera bene l'uomo, la mette dentro, poteva continuare ad avanzare, ha superato 3 uomini con una sola finta, ingenui qui i difensori gialloneri, forse più ingenui loro che bravo Baldassarre. Senz'altro ha fatto una buonissima giocata, ma male la difesa giallonera. Di Rosa con Mancino dentro l'area. Un fallo commesso da Ciorciolini. Pasquino. Per Chiriacola che la tocca questa volta Di Rosa, poi la tocca a sua volta di testa. Lancio lato opposto per Baldassarre, anticipa Maglialetti, forse con una gamba tesa l'arbitro fa proseguire, in avanti adesso il passaggio. Pisa allontana Baldassarre di testa per Alessandrini, ci si fionda Panzeri a destro, è più veloce Panzeri, avanza Panzeri, tutto solo davanti al portiere, il vantaggio di Valerio Panzeri che la sblocca. Quanto è veloce Panzeri, è un treno. Cambio di gioco ora per Gallotti. Pisa in anticipo. Bravo Ciorciolini, conquista la rimessa dal fondo. Cervelli di testa, Baldassarre, Pisa con le mani, in avanti ora Pisa col piattone, la scarica fuori.
rimessa con le mani, Gallotti in avanti, anticipa Pisa, salgono ora i bianchi, in anticipo il difensore centrale, commette fallo di Rosa in mezzo al campo. Devi ammonire! Duro fallo in mezzo al campo. Girometta col destro, potente, Girometta! Di un soffio al lato. Però lancio lungo. Di testa in avanti, Fedeli. Girometta si fonda sulla palla, Scafetti la allontana via. Sali ragazzi, arrivo Sali, non sta qua, sali su. Anticipato Girometta da Alessandrini. Giallo per Alessandrini. È entrato in netto ritardo su Girometta. Sul secondo esce Pro con le mani, allontana via, spazza via anche Baldassarre. Maialetti la rimette dentro per fuorigioco, sono tutti i giocatori gialloneri, oltre la difesa avversaria che è salita egregiamente. Ottimo l'atteggiamento fin qui della W3 Roma Team. Lancio lungo. Mirante. Centrale. Ciorciolin scambia con Di Rosa. A sua volta per Baldassarre. Per l'altro Baldassarre a sinistra. Prova a superare Maglialetti. La mette dentro ma la palla è uscita. Altra buona azione della W3 Roma Team, che continua a premere sull'acceleratore per trovare la rete del secondo vantaggio. Ciorciolini stacca di testa in avanti, Mirante alleggerisce per Pro. Lancio lungo di Pro, lato opposto del campo. Scarica dietro ora Ciorciolini. Lancio lungo del numero 6 Grammatico per Santin. Ora Chiaraco in avanti per Rubino.
Bravo Cervelli in scivolata, il capitano conquista anche un fallo. Lancio di Pro che riprende l'azione dei suoi. Lancio lungo in avanti, però Alessandrini non ci arriva. Stacca adesso Cervelli, la trova la palla. Fallo di Santin contro Ciorciolini. C'è Santin a terra adesso, dolorante. L'arbitro ferma il gioco. Ciorciolini. Per Panzeri adesso Gallotti anticipa, lui la mette dentro, Pasquino esce. Il portiere dei gialloneri in avanti, lancio lunghissimo. Chiaracò, la spizza di testa, ci arriva prima però Ciorciolini, Scafetti la spazza in avanti senza rischiare troppo. Cervelli per Ciorciolini. Girometta di prima in avanti per Chiaracò, c'è Pisa su di lui, la gira Girometta, la mette dentro ma c'è Pro attento, esce. Lancio lungo di Pro all'altro parte del campo, però per da stare troppo lungo. Bene? Bene Nicola! Arriva uomo. Girometta di prima in avanti, Scafetti tutto solo, passa via. Dove? Nico! Vieni Niccio! Maglialetti in avanti, non ci arriva Rubino. Girometta per Fedeli, neanche lui arriva sulla palla, allora Pro. Lancio lungo di Pro dalle parti di Alessandrini, il numero 5 stacca il capitano Venturini. Ripiega Alessandrini, bravo in questo frangente. Panzeri per Alessandrini con l'esterno per Baldassarre, non ci arriva. In avanti Chiaracò, spizza dietro, Santin adesso in avanti, ancora Chiaracò. C'è Cervelli spinto giù da Chiaracò con un fallo. Fallo netto, questo non è un intervento spalla a spalla ma è più proprio una spinta per buttare giù Chiaracò.
Arriva uomo. Maglialetti. Grammatico, gira palla dietro, in avanti, il centrale, lunga, stacca Cervelli. Prima di tutti, Fedeli la può mettere a terra. Col destro, centralmente per Santini, la spizza, troppo lunga la palla, allora Pisa lascia scorrere. Lancio lungo di Pro, Baldassarre stacca la spizza per Alessandrini, non ci arriva, però la palla rimane lì, fallo commesso da Baldassarre ai danni di Grammatico. Santini ricomincia per i suoi, anzi è Grammatico, Girometta, alza la testa, allarga per Maglialetti, lancio lungo, intercettato, Baldassarre spazza via Mirante. Sali! 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 Uno calcia interno e esce da giù. Ho despettato. Vieni, signori! Vai da Tici! Vieni. Maglialetti in avanti, la spizza, Chiaracò. Gira la palla, Mirante col destro in avanti. Alessandrini sulla palla, conquista un fallo. È Grammatico ad essere intervenuto in ritardo. Venturini parla con l'arbitro, il capitano, per avere spiegazioni. 2 minuti di recupero ha chiamato l'arbitro. Batte subito Ciorciolini, si gira. Mirante. Prendi quello lungo! Solo! Uomo che t'arriva! Dai, no! Per Baldassarre. Solo, allargati Piso! Bravo! Pisa a destra. Gliela toglie Gallotti. Di Rosa dietro per Scafetti. Finisce qui il primo tempo, la W3 Roma Team è in vantaggio grazie al gol di Panzeri. Cominciando adesso il secondo tempo. Gallotti all'indietro, numero 5. La palla rimane lì, ci si fionda Panzeri. Subito pericolosi i padroni di casa. Fedeli in avanti. Numero 9 anticipato da Cervelli. Scarica dietro Mirante per Pro. Lancio lungo di Pro. Errato. Panzeri va sulla palla, ma il centrale spazza via in sforbiciata. Grammatico la mette giù col sinistro. Gira di Rosa, pressato. La toglie, ora riparte Chiaracò. In avanti Alessandrini, stoppa col mancino. Ora per Mirante. L'auto di sinistra, di Rosa di prima. C'è Maglialetti, riparte l'azione ora con
Rubino in avanti per Chiaraco, netta posizione di fuorigioco, l'arbitro fischia, offside. Pasquino allontana la palla, male, perdono il pallone i gialloneri, in difficoltà dietro. Mirante con le mani lunga dentro l'area, Ciorciolini commette fallo, mette giù Rubino, Santin a destra per Maglialetti, col piattone in avanti, Girometta, Ciorciolini sulla palla, Mirante di prima sbaglia il passaggio per Baldassarre. In avanti Santini di testa, la spizza, lancio lungo, Girometta di prima, Girometta, buona intenzione quella del numero 8 dei gialloneri. Lancio lungo di Pro, di testa Maglialetti, Chiaraco, spizza di toffa, Scafetti a sua volta in avanti, Santin all'indietro, Cervelli allontana con qualche difficoltà, si fionda su Chiariaco, in mezzo all'area c'è l'intervento di Pisa sul numero 11, va al rilancio Pro, sbagliato anche questo, dall'altra parte del campo. Nicola! Chiariaco acquista fallo perché Pisa ha commesso fallo su di lui. Santin col destro dentro l'area, palla che rimane lì, allora Baldassarre parte in contropiede, si ferma in mezzo al campo, ora c'è Pisa che ha molto spazio, lancio in avanti per Panzeri, velocissimo come al solito, prova ad anticipare tutti ma sono troppi avversari per lui. In avanti, lancio lungo, le parti di Fedeli, Cervelli la tocca con la spalla, la mette fuori. Con l'esterno Chiaraco anticipato da Cervelli, che poi sbaglia il controllo, però ottima partita sin qui di Cervelli.
fuori gioco sul passaggio di Girometta. Pro, lancio lungo. Panseri. Rimessa per i bianchi. Palla in mezzo al campo. Danni di Santini. Corta. Tira palla numero 5, però drammatico, pressato da Alessandrini. Lancio lungo di Maialetti dalla parte del numero 7. Fedeli esce proprio. Per Alessandrini si fonda sulla sfera contro il numero 6. Di Rosa la mette giù col petto. Lancio di prima in avanti. È entrato il numero 18 Manelli. Ora Baldassarre a spazio. Prova Baldassarre il sinistro. Pasquino in due tempi. Allontanano poi via i gialloneri. Baldassarre per Mirante. Rimessa dal fondo. Lancio lungo in avanti per Rubino. Mirante gliela scarica addosso. Cervelli. Molto spazio Cervelli. Ora avanza palla al piede, corta per Ciorciolini. Lancio lungo di Cervelli in avanti per Manelli, la spizza quel che basta per Panseri. Commette fallo Panseri, secondo l'arbitro. Lancio lungo adesso per Fedeli, anticipa Pisa. Uno 2 interessante, parla sempre dei bianchi, riparte Baldassarre per l'altro Baldassarre, la tiene in campo, si accentra adesso, poi va a cambiare gioco, lato opposto per Panseri, ci arriva Panseri, sempre in velocità, supera l'uomo, mette un fallo per Panseri, fischia dopo l'arbitro, in ritardo. Venturini al rilancio. C'è Di Rosa in mezzo al campo, di testa. Manelli allontana via Maialetti, la mette giù Ciorciolini, la spizza poi per Di Rosa. Perde Ciorciolini. La riconquista poi, la toglie a Drammatico in avanti per
Manelli, ora Grammatico ancora. Santini in avanti, Chiara si gira, cambia lato, cioè Girometta, la mette dentro Girometta, l'11, il numero 11 messo giù, una spallata, per l'arbitro non c'è niente. Trovo giusto lasciar correre, era una spallata. Pisa avanza con la chiede il 2 con Manelli, invece era andato nello spazio in profondità. Ora Santin, Maialetti, riparte Manelli in contropiede, lancio lungo, bravo il difensore, cioè Gallotti dentro al campo adesso. Grammatico appoggia per Santin, lancio di Santin al lato opposto per Girometta, prova a superare l'uomo, c'è Mirante su di lui. Girometta sterza, la mette dietro, Scafetti allontana, Maialetti riprende la rimessa velocemente, c'è Santin, la mette giù con la suola, girano palla, ora Fedeli col sinistro, palla che finisce dalle parti di Panzeri, l'altro numero 7, la tiene in campo, lungo linea per Manelli, terza Manelli, dietro per Panzeri, Baldassarre, ancora Manelli, non ci arriva alla fine. Panzeri, cambia gioco Panzeri, Baldassarre, terza dentro al campo, trova il passaggio corto, alla fine Pasquino si ritrova un pallone semplice da bloccare, riprende l'azione per i suoi, andrà al rilancio lungo, sempre potente il passaggio, però non c'è nessuno in quella zona di campo, quindi riprenderà con le mani Mirante. Di Rosa col mancino per Baldassarre, sbaglia il passaggio di Rosa, Maialetti sbaglia la rimessa, ci si fionda poi di Rosa, Baldassarre, pressato Baldassarre, Grammatico, Fedeli, Pasquino al rilancio, la mette giù Gallotti, con mancino avanza, palla al piede, c'è Rubino, numero 11, si accentra, prova il destro a giro, spara in modo semplice, Pro. Lancio lungo di Pro in avanti, Manelli, la sportellata, di destra la spizza per Panzeri, la perde poi Panzeri, il gioco si è fermato ma non c'è nulla, quindi si riprende a giocare. Baldassarre combatte con Santin, Girometta, lancia in profondità, la perde poi Cervelli, allora Chiaracò, ancora centrale adesso per Fedeli, che cambia gioco, qualcuno la spizza, forse con un braccio, per l'arbitro non c'è nulla. Gallotti per Panzeri che la spazza via. È uscito il numero 11 Baldassarre,
entrato Trobiani con numero 15. Figisa. Pisa mette giù Rubino. Riparte Baldassarre, ora in contropiede pericoloso per i bianchi, devono sfruttarlo, riparte Baldassarre molto veloce in velocità, supera il numero 7 Fedeli, Baldassarre, ora sterza, la scarica, c'è un Mirante dietro, pressato Mirante, gliela tolgono poi i gialloneri. Ricordiamo sempre in vantaggio la W3 Roma Team per 1-0, ora Manelli spazza via poi la retroguardia giallonera, Pisa la mette giù. Cervelli per Ciorciolini, Trobiani in avanti, Trobiani forse ha commesso fallo grammatico. Con un fallo ferma Fedeli. Santin col destro dentro l'area potente, esce Pro, la perde Pro, la palla poi finisce in rete. Un grave errore di Pro consente a Lavinio Campoverde di trovare la via della rete, ma che errore del numero 1. Un pressing Panzeri. Pisaura con le mani. Trobiani. Girometta, riparte in contropiede. Ancora il numero 8. Sterza, ma gliela toglie Ciorciolini. Pisa con l'esterno, centrale in mezzo al campo, c'è Di Rosa, alza la testa in avanti per Manelli, ma la palla è troppo corta, riparte quindi Fedeli. Lancio lungo, sempre Cervelli puntuale, la mette giù, ora Ciorciolini, avanza palla al piede, messo giù da Fedeli, Trobiani, in avanti per Panzeri. La palla però deve essere ribattuta nuovamente. Entrate in ritardo, devi ammonire.
messo giù Baldassarre, calcio di punizione per i bianchi. Mirante col mancino, dentro l'area troppo corta, col destro Mirante la mette giù, cerca di superare Girometta, ancora Mirante, la perde poi Mirante, palla che finisce a Trobiani ora, Trobiani messo giù, conquista il fallo. Mirante col sinistro, lancio lungo per Manelli. Lancio di Pasquino. Stacca Panzeri. Alleggerisce dietro, ancora Pasquino. Pasquino, lancio lungo. Chiaraco ha spazio. Adesso dalle parti di Girometta, dentro l'area. Ci arriva Pro. Stavolta con facilità la mette giù. In mezzo al campo c'è Trobiani. La mette giù, allarga adesso a destra dalle parti di Pisa, in avanti. Poi Manelli. Va sulla sfera Manelli con il numero 5 per in anticipo su di lui. Chiaraco. Ciorciolini. In anticipo Ciorciolini, avanza palla al piede con determinazione. Ciorciolini messo giù da Gallotti. Ciorciolini scarica per Pisa, la mette dentro l'area ma non c'è nessuno. Trobiani adesso allarga il gioco dalle parti di Mirante. Mirante sterza, la mette dentro, c'è Pasquino, la blocca e riparte per i suoi. Altro lancio lungo di Pasquino, lunghissimo come al solito. La mette giù bene Girometta. Riparte Manelli, si gira. Messo giù Manelli, conquista il fallo. Fa quello che serve. Fa salire i suoi ora Trobiani. C'è un cambio per il Lavigno Campoverde. Esce Grammatico, numero 10. Entra invece il numero 14 della Milia. Lancio di Mirante potente sul secondo palo che c'è Panzeri. Pisa poi ha commesso fallo Panzeri secondo il direttore di gara. Lancio lungo, la mette giù Rubino, esce palla al piede, Cervelli, ora Panzeri. In avanti Panzeri, Gallotti, la scarica fuori. Trobiani. Ancora Trobiani.
perde adesso, ricomincia l'azione. Della Miglia in avanti, Cervelli di testa, allontana. Pisa in avanti per Manelli, cioè Panzeri a destra, Panzeri la mette dietro, Baldassarre a rimorchio, la mette a sua volta in mezzo all'aria. Ora Mirante anticipa due dei gialloneri, cerca di darla sul secondo palo, Manelli commette fallo secondo l'arbitro. Lancio lungo, a destra c'è Fedeli, lo marca Mirante, riparte Di Rosa, ora Baldassarre col mancino, in avanti per Manelli, la stoppa, si gira, taglia dentro il campo Manelli, ora Trobiani supera un uomo, si allarga a sinistra, la mette dentro col mancino, il numero 5 allontana, sulla respinta non c'è nessuno, Santini in avanti, ora Della Miglia. Lancio di Della Miglia errato, allora Panzeri riparte, Pisa sale in sovrapposizione, il terzino lo ferma Gallotti. Santini, lancio lungo dalle parti di Della Miglia, è entrato, numero 14, avanza, spazio, col sinistro, poi sbaglia tutto, Scafetti allontana ma Proi l'aveva chiamata. Gallotti, lancio lungo, cambia campo, dalle parti di Fedeli. Fedeli la mette ancora dal lato opposto, Della Miglia anticipato, calcio di punizione dal limite. L'arbitro fischia per un fallo commesso da Ciorciolini, punizione molto pericolosa per il Lavigno Campoverde. La toccherà Girometta per Santin, punizione a 2, a Santin col destro potente, blocca Panzeri, coraggioso ad uscire, ora Ciorciolini, Gallotti bravo in scivolata a toglierla, riparte Trobiani in avanti, Manelli pressa il numero 5, però è abile di testa ad allontanare, giù prima Trobiani, poi Cervelli, Di Rosa adesso allarga, Mirante a spazio, Mirante dentro l'area, sul secondo c'è Panzeri, in qualche modo ci arriva, lo pressa Gallotti, sembrava un fallo netto ai danni di Panzeri.
giallo per Di Rosa in mezzo al campo. Entrato adesso Di Lernia. Va a lancio lungo numero 6 sul secondo di testa Fedeli dentro l'area. Alla fine la palla termina al lato opposto del campo, rimessa laterale per la W3 Roma Team. Dalle parti di Manelli, anzi è Trobiani che la tocca. Gallotti in avanti, ancora Trobiani, la mette giù, Manelli si gira col fisico, messo giù da Girometta, mette fallo. Trobiani in avanti per Manelli, non riesce a tenerla. Cervelli subisce un fallo, Cervelli da parte di... Oh, sto a guardare il pallone, ma che sto? Fischia lei, arbitro? Dai, cazzo! Riparte Ciocciolini corto per Trobiani, Panzeri anticipato da Gallotti, Pisa in avanti per Manelli, sportellato, adesso allarga per Panzeri, dentro al campo Manelli, non ci arriva per poco, in avanti la palla, ci arriva Cervelli, commette ancora fallo forse, numero 9, non vede l'arbitro, Cervelli si gira, messo giù ancora una volta. Di Lernia scambia con Trobiani, ancora Di Lernia, supera l'uomo Di Lernia, cambia gioco Di Lernia, la perde però. Allora Ciorciolini adesso con l'esterno, supera un uomo, la larga per Trobiani, non ci arriva. Pisa la perde, riparte Panzeri in avanti per Manelli, troppo lontana la palla dalle parti di Manelli, ora riparte però Mirante dalle parti di Trobiani, prova la conclusione debole, allontana la minaccia, la difesa dei gialloneri. Di Lernia, forse con un braccio, l'arbitro non vede, continua Di Lernia per Pisa, ora Di Lernia la mette giù, stacca Cervelli con il numero 9, ora Fedeli, la spizza quel che basta per Della Miglia, il numero 14 a spazio, prova una conclusione molto sbilenca, finisce sul fondo, potevano forse sfruttare meglio questa occasione, non manca tanto alla fine, mancheranno un 6-7 minuti. Lancio lungo, stacca Di Lernia, ora
Trobiani. Lancio lungo dalle parti di Pro. A spazio Pro. Lancio lungo. Stacca adesso Manelli. Palla che finisce dalle parti di Trobiani. Si gira e tira. Murato. Mirante la mette giù. Girometta va su di lui. Ora Baldassarre. Anche lui col mancino. Baldassarre si gira. Commette fallo secondo l'arbitro. Un episodio abbastanza dubbio. Sta fischiando adesso degli episodi lancio lungo, stacca Cervelli, allarga dalle parti di Panzeri. Panzeri adesso riparte, palla al piede. In avanti Panzeri, per nessuno però, sbaglia il passaggio il numero 7. Pasquino, lancio lunghissimo di Pasquino. Cervelli, stacca di testa, ora Scafetti, anche lui di testa per Panzeri. È tutto solo Panzeri. Avanza palla al piede, Trobiani. Fermato dal numero 4, Santin. Lancio lungo dalle parti di Della Miglia, esce Pro. Lancio molto interessante di Santin. Ora Mirante. Ferma tutto Girometta. In mezzo al campo Trobiani, numero 15. La mette giù. Avanza palla al piede col sinistro, adesso in avanti per Manelli. Della Miglia scarica per Maialetti, commette fallo Mirante, non serviva. Può solo perdere tempo e prende anche il cartellino giallo. Riparte l'azione adesso, lancio lungo del difensore, numero 6, in avanti. Della Miglia la mette dietro, la palla è uscita, quindi Pro riprenderà con la rimessa dal fondo. Passa via, c'è calcio d'angolo secondo l'arbitro che non vede un rimpallo. L'arbitro dice che è calcio d'angolo per i gialloneri. Sembrava invece però esserci stato un tocco netto. Molto in confusione l'arbitro. Sembra non avere in pugno la partita. Calcio d'angolo dentro l'area, spizza Ciorciolini, altro calcio d'angolo lato opposto. Luca, gioca Luca! Santin col destro, dentro l'area, allontana di Lernia. Palla che rimane lì, Trobiani allontana anche lui. Contropiede ora Panzeri, in avanti per Baldassarre, con un sombrero in qualche modo, supera l'uomo, Santin con una spallata, commette fallo.
Non batti ribatti, però la partita si sta innervosendo. La partita si è innervosita perché Gironetta ha tenuto la palla con le mani. La partita si è innervosita. Non si sta più giocando. Robbiani al lancio lungo, la partita riprende dopo un lungo stop dalle parti di Manelli. Tira di prima, numero 17 di Lernia. Lancio di Pasquino, stacca a Baldassarri, Maglialetti lascia scorrere, rimessa per i bianchi, anzi per i gialloneri. Fedeli, la palla termina fuori, quindi si ripeterà nuovamente rimessa laterale per i bianchi. Lancio lungo di Mirante, Cerciolini si gira, allarga a destra dalla parte di Pisa. Messo giù il numero 2. Dico, la palla. È dietro, signore! È dietro! Girate le gambe. Giocate qua. In mezzo al campo Robbiani va al lancio lungo della Miglia, allontana,
Altro fallo che l'arbitro fischia a favore della Lavigno Campoverde. Simone, cos'è? 46. Lancio lungo di Girometta, in avanti stacca Scafetti, la scarica fuori, riprende a giocare adesso Maglialetti con le mani. Allontana Trobbiani. Santin sforbiciata, ora Gallotti pressa Panzeri, in avanti Forciolino, allarga per Mirante per Ciorciolino, Trobbiani, contropiede adesso il numero 7 Fedeli, a spazio c'è Della Miglia, in profondità Della Miglia, pescato in fuorigioco, episodio dubbio. Non essendoci guardalinee né tantomeno riprese che possono evidenziare un fuorigioco, è difficile da dire se è giusta o meno la decisione del direttore di gara, però così sembrava essere. Mirante si accentra, perde la palla Mirante, Girometta gliela toglie, finisce qui, triplice fischio, la partita termina per 1-1, un punto che probabilmente non accontenta nessuno delle due squadre.